I Paesi del Vino mi ha portato a Butrio, sono andato a trovare il conte Alberto qui nella sua azienda, nella sua voluminosa azienda, proprio per raccontarvi un po' come vive praticamente una persona che è qui da moltissimi anni con una famiglia addirittura ultrasecolare, no? Allora, siccome le vendemmie non sono tutte uguali, Conte, no? C'è la condizione climatica, una stagione piovosa, l'altra è siccitosa, poi c'è di tutto e di più perché la natura non si può gestire, per fortuna, perché altrimenti... Però vi mette nelle condizioni di essere sempre all'avanguardia, cioè di capire un po' prima cosa può accadere. Questa vendemmia qui è un po' anomala, perché ha avuto l'anticipazione ma ha avuto anche il grande caldo nel momento in cui dovete tirare giù l'uva. Questa è sicuramente una vendemmia molto positiva, interessante. Tutte le vendemmie sono diverse una dall'altra, l'importante è capirle e interpretarle bene per ottenere poi il futuro prodotto il più buono possibile. Vendemmia leggermente anticipata di qualche giorno, ma quello che soprattutto ci ha fatto molto piacere è il proseguo durante la vendemmia, la assenza o quasi totale assenza di piogge fastidiosi, belle giornate, soleggiate, molte notti fredde, quindi ottimo per lo sviluppo degli aromi. È veramente una bella annata, a livello di uva sanissima, perfetto. Un'altra domanda che le voglio fare, perché abbiamo visto in giro, no? Allora, gente come lei, cioè che ha grande esperienza, quarantennale, insomma, no? Nel mondo del vino, ha un approccio anche con gli importatori un po' diverso, insomma, li portate in cantina, no? Li mettete a proprio agio, in modo tale che riescono a capire qual è il messaggio che voi date, anche dal punto di vista filosofico. Mentre i giovani nel cambio generazionale, magari i suoi figli, non vedono bene quello che fa lei, no? Cioè questo rapporto umano. Cosa fanno? Lavorano molto con i social, no? I social sono diventati oramai quasi un'ossessione, no? Se non sei nei social non sei nessuno. Ecco, questo ha provocato, invece di avvicinare il mondo del vino, cioè lo sta allargando sempre di più. Allora, i social sono importanti perché, parlo da Facebook arrivando fino al sito, sono importantissimi perché è il sistema più immediato e più veloce per dare un'informazione a amici, conoscenti, clienti, eccetera. Ma è un'informazione, è una comunicazione molto leggera, non approfondita, assolutamente non personale. Questo serve per dire: guardate che continuiamo a muoverci, continuiamo a prendere bei premi, andiamo in giro per il mondo, andiamo in giro per l'Italia e facciamo cose. Poi rimane di base che bisogna avere un contatto umano, conoscersi, avere fiducia del nostro cliente, lui deve avere fiducia di noi come suo fornitore, dobbiamo farli vedere in azienda, fargli scendere, fargli camminare in campagna per fargli capire quali sono le nostre peculiarità. Il rapporto umano nel vino per me è basilare, mai verrà soppiantato dal computer, dalla comunicazione elettronica. Cioè noi vediamo insomma chi è nel mondo del vino che non vende più solo vino, ha una locanda, ha un agriturismo, ha un ristorante, basta fare pochi chilometri, basta andare di qua e anche di là, insomma, no? Anche in Slovenia, no? Cioè, oramai, però vediamo sempre che c'è il patriarca, cioè al comando dell'azienda. Il concetto è: noi non vendiamo un vino, noi dobbiamo vendere anche un territorio e una storia. Anche noi abbiamo fatto il nostro ristorante, l'albergo, ovviamente a Magnago, dove abbiamo la casa di famiglia, ma quando viene il nostro cliente qui non compra una bottiglia di Merlot, deve prendere un Merlot fatto in Friuli da una famiglia e quindi tenerlo qui, fargli vedere cosa facciamo da mangiare, accoglierlo a casa nostra, che può essere il nostro ristorante o il nostro albergo. Bene, così ha parlato il conte Alberto, noi proseguiamo come sempre perché siamo in epoca vendemmiale, andiamo un po' a raccontare, Conte, un po' queste storie insomma, che accadono tutti i giorni.